Ciao ragazzi, oggi mi trovo a Mandello del Lario, sul lago di Como, e sono venuto qui per raccontarvi una storia di neve, di acqua e di pesca. Andata bene, Nicolò? Ma sì, dai, come mattina, come pescata, non ci lamentiamo. Cos'hai pescato? Poi pesce persico, qualche agone, un luccio perca. Sì, A che ora sei uscito? alle 2 sono uscito, Come tutti i giorni? come tutti i giorni. Non tardi, È un lago generoso questo? ma abbastanza, dai, non ci si lamenta. Dopo va a periodi, va a giorni. La pesca bisogna anche accontentarsi, non è sempre uguale, non è sempre festa. Questo è l'ormeggio dal quale Nicolò parte ogni mattina. E anch'io stanotte alle 2 ero qui perché sono voluto uscire con lui a capire qual è la difficoltà ma anche la bellezza di questo lavoro. C'ho un sonno da paura, ma ne valsa la pena. Però venire qui in mezzo è un qualcosa di magico. La pace, Eh. perché se ti guardi intorno, tra le montagne, il lago e la natura è fantastico, è una roba meravigliosa. Senti Nicolò, da quanto tempo fai il pescatore? Ormai è quasi 1 anno e mezzo che lo faccio. E arrivi da una famiglia di pescatori? No, arrivo da una famiglia di armieri che fanno armi. E tu invece hai fatto questa scelta. Sì, Sei passato dalla neve però all'acqua. sì, ho fatto monti mari, monti lago. Sapete perché sono venuto fino qui a Mandello del Lario? Non solo per raccontarvi la storia di un pescatore, ma per raccontarvi la storia straordinaria di Nicolò, il pescatore. Il pescatore nuovo, perché lui questo mestiere non lo fa da tantissimo tempo, non nasce pescatore. Lui per tanti anni ha fatto lo ski man alla Coppa del Mondo di sci, nel senso che era l'uomo che preparava i materiali per i grandi campioni. Quindi i successi dei nomi che tra poco sentirete arrivano anche dalle sue mani, perché era lui che ogni notte preparava gli sci per permettere a questi campioni di affrontare le prove di Coppa del Mondo e anche delle Olimpiadi. Insomma, un salto di professione notevole, quasi impensabile, ma lui ha voluto farlo per un motivo molto preciso. E gli ultimi 2 anni mi sono stancato, non avevo più stimoli. La mia seconda passione era la pesca, è iniziata da bambino questa passione qua, e ho detto perché non iniziare un'attività in quel settore qua, siccome ho la passione, e così è stato. Mi fai qualche nome di campioni con cui hai lavorato? Ho lavorato con Max Blardone, con Giorgio Rocca, Daniela Merighetti, Elena Curtoni, poi ho fatto gli sci anche a Sofia Goggia, e poi gli ultimi 2 anni ho fatto Jasmine Fluri, la svizzera discesista, e Johanna Helen. Tu eri quello che preparava i materiali, quindi Sì. avevi una grandissima responsabilità. Sì. È come dire in Formula 1 quello che sceglie le gomme. Se sbaglia la gomma o qualcosa della macchina, butti via magari la gara o la vittoria. Allora hai girato il mondo. E direi proprio di sì, anche 3 volte ho girato, diciamo, il mondo. Cambiare vita e rinunciare allo splendore di un mondo che almeno visto da fuori sembra scintillante, sembra ricco non soltanto in termini economici, ma anche ricco di emozioni intense che si provano prima di ogni gara. Ma in realtà forse non sempre è così. E questo Nicolò l'ha capito e interiorizzato. Ed è partita da lì la sua voglia di cambiare totalmente vita e di tornare a casa qui a Mandello del Lario, anche sotto questi portici bellissimi che richiamano i luoghi manzoniani, perché qui siamo in terra di manzoni. È proprio da qui che Nicolò ha deciso di ricominciare. Diciamo che in TV quelli che vedevano gli amici, ah sì, te fai la bella vita, vai in giro per il mondo, prepari 4 sci, vai in giro, e invece non era così. Ti dico, fare il pescatore quasi è più rilassante. Togli, ma neanche gli orari, perché lì lavoravi di notte anche lì a fare gli sci, magari passavi tutta la notte in una cantina, in un garage a sciolinare, mettere la cera, finish, quelle robe lì, e non
dormivi mai, perché dopo gara, magari in America gara la mattina, finita la gara, caricavi tutto, volavi, tornavi in Europa. Era una vitaccia anche lì. E è stato questo a farti scegliere di cominciare a fare un altro lavoro? Sì, perché alla fine dici l'ho fatto per 15 anni, ho vinto, ho fatto podi, ho fatto dei bei risultati lì, ho provato ad andare alle Olimpiadi, ai mondiali, basta. Sono arrivato al punto di dire basta e cambio vita, faccio un lavoro che è mio, non è degli altri, perché lì non era, sì, soddisfazione c'era, se vincevi, facevi il podio, però non era tuo. Che cosa ti toglieva quella vita lì? Alla fine lì eri sempre in giro e gli amici non li vedevi mai a casa. La gente che lavorava insieme, sì, non sono amici, sono colleghi, per cui ho detto basta. Però tu hai cambiato lavoro, potevi fare benissimo molte altre cose, hai scelto di fare proprio il pescatore, Sì. che non è una scelta così scontata. No, infatti mi hanno detto, ma te sei matto, è come quello che dice abita a Milano, domani vado a fare il contadino. Secondo me devi averlo anche un po' nel sangue, fare il pescatore o fare il contadino, quei lavori qua un po'. Ma hai avuto rimpianti? No, finora non ho rimpianti, anzi guardo avanti e non indietro. È giusto cambiare, insomma. Ma direi sì, ogni 15 anni bisogna cambiare, così sei sempre stimolato. Ma io infatti anche nel lavoro non sono sempre stato con la nazionale italiana. Dopo 8 anni ho cambiato, sono andato via, dopo sono andato via dall'altra parte, sono andato in Svizzera, sono andato in America, cambiavo. Così eri sempre partiti da zero col team. Il lavoro non partiva da zero, solo con le persone che avevi accanto, partivi da zero e eri più stimolato. Come è stata presa questa tua decisione dall'ambiente da cui arrivavi? Cioè i campioni con cui collaboravi, a cui preparavi gli sci, come l'hanno presa il fatto che non ti avrebbero più avuto lì con loro? Ma guarda, se sono sincero non gliene frega niente. Fanno la bella faccia davanti a te, ah sì dai mi dispiace così, ma dopo alla fine via uno ne arriva un altro. È come i pesci, ne tiri fuori uno e ne arriva un altro. Non c'è da fare. Lì è un giro di soldi, non è che resta senza schimeno, senza allenatore. Noto molta amarezza in questo. Ma io sono convinto è così. In tutti gli sport è così, in Italia, ma anche all'estero. Il lavoro di Nicolò non si esaurisce nella pesca, perché dopo il pesce bisogna pur venderlo. E allora mi ha fatto conoscere un ristoratore, Giovanni Cattaneo, un grande professionista, che mi ha fatto vedere come il pesce di questo lago può essere usato in cucina. E mi ha preparato 2 ricette. Una con i missoltini, che sono gli agoni essiccati, messi sotto sale per qualche tempo e dopodiché utilizzati per varie ricette. La sua in questo caso è stata con gli spaghetti, un piatto che onestamente non conoscevo e che non mi aspettavo di gustare in maniera così eccezionale, perché le cose bisogna dirle. Un piatto buonissimo che rispecchia la tradizione e una tecnica di preparazione ben precisa. E poi il lavarello. Il lavarello è un altro pesce caratteristico qui del lago di Como, pesce d'acqua dolce per antonomasia, che però Giovanni ha preparato con i funghi porcini. Quindi un binomio lago-montagna, tutto da assaporare e che, devo essere sincero, mi ha molto sorpreso. E adesso questo pesce? Adesso lo porto a pulire e poi stasera lo porto da Giovanni che lo cucina. Altro piattino giusto? Altro piattino giusto? Un altro bel piattino, Beh, è un bel lavoro il tuo, Ma sì, dai. Domani mattina alle 2 ti aspetto, che andiamo ancora. Sicuramente. Perché no? Ogni notte è diversa, Facciamo così, tu aspettami. Ciao ragazzi. Ciao. E complimenti per la tua scelta di vita, non è da tutti. Grazie. Bravo Nicolò. Ciao. Ci vediamo alla prossima cantierata e mi raccomando, mettete like alla pagina.